Ciao a tutti da Spazio Console, questo è il nostro primo tutorial di come sopravvivere a Minecraft nella prime giornate. Allora, iniziamo subito, dovete impostare il nome del mondo come vi pare. Allora, poi cliccate qua su Game Mode Survival se avete l'ultima versione, se no cliccate e lasciate in bianco, perché se c'è una scritta come World Name dove inserire dei tratti, voi dovete lasciare in bianco. Poi continuate e create il mondo. Adesso un attimo che si carica. Eccomi. Ecco qua. Allora, mettiamo subito queste galline che sono molto utili per dare cibo. Ok, abbiamo il cibo. E adesso ok, basta galline. Adesso andiamo a prendere della legna. Io ne prendo sempre una ventina all'inizio, così che dopo sarete pronti per tutti gli strumenti che serviranno. Allora, qua ci siamo. Ok, cambiamo l'albero. Ne dovremmo prendere cioè appena fatto. Allora qua tagliamo gli alberi, poi un po' ragazzi, ma non ho ancora gli apprezzi questi. Fatto. Ok, passiamo all'albero successivo. Ecco qui. Allora, siamo 17, quindi il prossimo albero dovrebbe essere l'ultimo, ecco qui. Dopo aver trovato la legna, bisogna trovare il carbone. Allora il carbone è nella pietra così, solo che, eccolo, no, quello è un albero. È solo che è un po' diverso, le linee volano. È un po' diverso perché c'ha un po' di tratti neri, cioè c'ha un po' di tratti neri che evidenziano il carbone. Allora, iniziamo a cercarlo. Si trova di solito verso le montagne, infatti io ci sto andando. Allora, vediamo se riusciamo a trovarlo. Ah, non sembra che ci sia però. No, non riesco a trovarlo per ora. Qua ci sono una infestazione di mucche, pecore, e tutte le pecore ci servono per ucciderle. Muori pecora. È buona. Ok, abbiamo questa, ce n'era un'altra. Eccola. Ok, questa. Continuiamo alla ricerca di questi autogari. Ok, abbiamo anche la carne del maialino. Ok, torniamo alla ricerca di questa cavolo di carbone, ma
Qua non le cose, allora ora vediamo dov'è il sole. Sta a metà, quindi è ora di andare a trovare un riparo anche senza carbone. Io direi di scavarlo, di fare un riparo qua dentro la roccia. Iniziamo subito col... scusate, subito ci dovevo schiacciate, prendete questi blocchi e li mettete qua. Io ce li metto tutto e creo il legno posato. Ora facete così, fate così e create il vostro blocco da lavoro. Mettiamo il legno qui, ok, abbiamo il nostro blocco da lavoro e costruiamo un po' di bastoncini che ne serviranno abbastanza, quindi andiamo avanti. Ora prendiamoli e iniziamo a costruire un piccone. Ecco, questo è il piccone che ho fatto. Siamo qui e abbiamo il nostro piccone. Io inizierei a scavare qui. Questo ancora non è carbone, ma spero che lo troveremo questo, perché di solito si trova qui sotto le montagne, anche se non sempre si trova. Come detto è come questi blocchi di pietra, solo che tappezzato di blocchi neri. Allora qui continuiamo a scavare. Dobbiamo fare dobbiamo fare una caverna dove stare questa notte, però io non ho abbastanza lana per fare un letto, bisognerebbe andare a trovare altri pecore. Adesso riesco a farli costruire. Ok, ora facciamo un ultimo strato, poi giriamo, perché così i nemici non ci potranno attaccare e con le frecce. Le torce servirebbero a non far respawnare i nemici qui, solo che non avendoceli è un po' rischioso. E adesso neanche il letto, vediamo di andarlo a trovare. Mettiamo qualcosa che identifichi che noi siamo qui, come questi blocchi. No, vabbè, anche così va. Andiamo a trovare altre pecore. Pecore, che cazzo. Sono sospetti, che cazzo è. Allora, quelli sono i maiali. Qua c'era un nascondiglio un po' fatto meglio. Ah no, era solo al nascondiglio, invece era solo il gioco che lì non era illuminato. Il sole dov'è? Il sole dov'è? Il sole? No, sta calando, dai. Cavolo, sì, che pecorini. Devo tornare in indietro. Delle volte il carbone può essere anche qua sotto, ma non c'è il tempo di andare a vedere. Normale, delle volte ci può essere, però molte volte ce l'ho trovato. Allora, boh, qui le pecore non ci sono. Vabbè, torniamo verso casa, verso la casetta provvisoria. E vi mostro come costruire un po' di cose. Io picconi già ce l'ho, ma io voglio anche, cioè, si possono prendere anche picconi, quindi di pietra, molto più resistenti e molto più solidi, e resistono più a lungo nel tempo. Ci sono delle mucche, vediamo se ci sono là delle pecore, no, che sono.
questa è solo una mucca poi. Niente di speciale anche qui, forse c'è qualcosa qui dentro, no. Proviamo a scavare per un po'. Non credo che troveremo niente di speciale, mi sembra solo piccole, proprio ecco, usiamo un po' di scorta. No, non c'è niente di speciale qui. C'è una gallina, ma io non voglio le galline. Niente, anche qui. No, qui la vedo, ma niente. Poi torniamo verso casa e continuiamo a scavare finché praticamente non troviamo qualcosa di buono. Allora ci siamo, la casetta nostra è questa, poi scaviamo, continuiamo. Non trovato neanche le pecore, sto morendo di fame. Ah, io c'è il cibo, ce l'ho, ma non so perché non me lo funziona. Altre volte quando non registro mi trovo subito veloce, oggi che sto registrando questo cavolo di carbone non si ritrova. Ecco, sta diventando buio e io non ho neanche una torcia. Tanto portiamo il nostro cosetto qua, lo rompiamo e lo portiamo dentro la casetta. Si è fatto buio, costruiamo, non si fa mai una spada si fa così, ecco questa è la nostra spada, non si sa mai, è un piccone più forte, eccolo qua, questo piccone di pietra, molto meglio di questo vecchio. Vediamo queste cose che per adesso sono inutili, questo, teniamoci solo i nostri vari strumenti come un altro piccone e adesso costruisco un'ascia e un'altra spada. Ok, questi sono i nostri strumenti per sopravvivere questa notte. Una notte molto lunga, non avendo né il letto per dormire né altro. Perché non l'ho trovato. E vediamo, allora qui io metterei un blocco vicino, vediamo qui, così che i cattivoni non possono entrare, perché da un solo blocco non si può entrare. Scaviamo qua in alto, ecco, vediamo anche questo, ecco, così posso vedere fuori quando è ora del giorno. Solo che ho paura che mi rifacciano che mi qui. Vabbè, vi faccio vedere un po' come creare gli oggetti. C'è il porta oggetti, così mettono i blocchi di legno coricato qui, io ne farò due, così per quando ho più cose, e lo metto qui. Ecco, ce l'abbiamo qui, mettiamocelo. Ecco qua il nostro porta oggetti, forse però l'ho messo solo uno, ora solo uno mettiamo. Ok, e per adesso è tutto. Alla prossima episodio dove vi farò vedere come mettere le torce se trovo quel benedetto carbone e come superare le prossime nottate. Ciao a tutti da Spasso Console.